Terza corsa, premio Minuto Donjon. Ancora cavalli di 3 anni, stavolta non vincitori di 2000 euro in carriera, sono in 9 al via dopo il ritiro del numero 8. 1 Candownsi, Gianvito D'Ambroso, 2 Caio Largo Pax, Salvatore Valentino, 3 Clodina Antonio Barbaro, 4 Carabiniere Pell, Vincenzo Piscuoglio, 5 Crystal Palace LG, Davide Nuti, 6 Ciglia, Cesare Ferranti. In seconda fila 7 Caspian Mou, Marco Stefani, 9 Cannoniera Dorio, Vincenzo Torrente, 10 Capitan Spritz, Andrea Farolfi. Vediamo l'errore proprio di Capitan Spritz. Rompe anche Clodin. Numero 3 Clodin squalificato. Al pari di Caio Largo Pax. Rompe anche Countdown, sì, molte rotture oggi all'arcoveggio. Numero 1 Countdown SI squalificato. Davanti a Cannoniera Dorio, filtrata bene con Vincenzo Torrente dalla seconda fila. Tanto 200 metri in 15,8. Poi vediamo all'esterno. Si presenta, ci sembra, Crystal Palace LG, però risponde picche Salvatore Valentino, viene fuori un 14,9 di là, ancora davanti Caio Largo Pax che ha mezza figura ancora di dentro, insiste Davide Nuti, ma il sorpasso non si è completato, ora probabilmente ripiegherà a secondo, intanto vanno via 600 metri in 45,8, passaggio davanti alle tribune, ancora in vantaggio Caio Largo Pax su Crystal Palace che insiste al largo, poi Cannoniera Dorio in quarta posizione che sposta Caspian Mou, poi indietro ancora Ciglia, 15 secco qui davanti alle tribune, viene fuori 1 minuto e 8 decimi alla fine da uno sbandone Crystal Palace LG, ma rimane di trotto. Secondo arriva Caspian Mou che si pone a diretto contatto di Caio Largo Pax, che però ha speso molto, il chilometro va via in 1,17 appena abbondante, passa sul burro Caspian Mou ed è in vantaggio, poi si è ripreso Crystal Palace LG mentre cede Caio Largo Pax, avanza anche Carabiniere Pell, retta di là passata in 15,7, siamo sull'ultima curva con in vantaggio l'allievo di Marco Stefani avvicinato da Crystal Palace LG, poi Carabiniere Pell, la lotta per la vittoria ormai fra questi tre. Siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, ultima curva passata in 15,6, retta d'arrivo, in vantaggio Caspian Mou su Crystal Palace LG, di dentro si lancia Carabiniere Pell, ma Caspian Mou è ancora in vantaggio e viene a vincere su Crystal Palace LG al terzo Carabiniere Pell. Quindi vittoria, il doppio di Marco Stefani, con stavolta per Francesco Zedda e la scuderia Demme con questo figlio di Daghera Pid che viene a vincere Caspian Mou. Rivediamo la retta d'arrivo contro un valido Crystal Palace LG che si è ripreso di uno sbandone al chilometro per cogliere comunque un buon secondo posto, mentre al terzo Carabiniere Pell.